Voglio rispondere a una domanda, che va a rinforzare tutto quello che hai detto in questo momento, no, Mh-mh. dice, semplicemente io vedo molti problemi di comunicazione tra soci, oppure altri hanno conflitti all'interno del team. Come fare? Cioè, se io sono l'impiegato amministrativa, in questo caso l'impieata amministrativa che vede problemi di comunicazione tra soci, Mh-mh. come vado ad intervenire? Allora, la parte di base, una possibile strada potrebbe essere quella di cercare di far accordare tutti su dei principi. E ci sono anche delle domande molto, semplici che si possono fare. Cioè, voglio dire, in un tavolo di lavoro, se io dico al tavolo di lavoro, all'inizio del lavoro: "Nella giornata di oggi, nell'incontro di oggi, tutti noi vogliamo creare qualcosa di, produttivo e dare spazio all'ascolto di tutti?" Se mi danno un sì, cioè se mi danno un accordo di sì, in quel momento io ho già un primo principio, cioè un principio che mi dà le regole della comunicazione. Se ottengo un no, o se qualcuno si oppone, sarà gran difficile. Quindi, cosa fa un bravo negoziatore? Vi invito a studiare le negoziazioni, tutto ciò che riguarda la negoziazione. Un bravo negoziatore all'inizio, quando deve mettere d'accordo gente che ha difficoltà molto distanti, che ha pareri molto distanti, crea il terreno, quello che diceva prima Gina, le regole, e le crea una alla volta. Delle volte solo per ebrei e palestinesi, solo per decidere dove incontrarsi, cioè il luogo, ecco, quindi non andiamo a parlare di cose così complesse, parliamo di cose in azienda. Una cosa che potrebbe essere utile è una domanda chiusa con un vantaggio grande per tutti. Siamo d'accordo tutti di dare spazio a ognuno in maniera tale che la riunione sia produttiva e ci dia la possibilità di esprimere i nostri sentimenti? Sì. È una domanda con vantaggi chiusa. Questa è una cosa pratica. Mh-mh.